ho capito proprio attraverso anche questa situazione che si è creata con la tempesta Vaia, che era custodita nella gente, nelle persone di montagna, una sapienza della montagna, che se si fosse conosciuta di più, se fosse stata messa più, forse ci avrebbe anche dato maggiori occasioni di prevenire, di far fronte alle situazioni. È il pastore chiamato a guidare la comunità bellunese, la piccola comunità dalla quale germinano frutti che non possono e non devono essere dispersi, a richiamare l'attenzione sulla necessità di riscoprire il principio di sussidiarietà e di abitare questo territorio restandovi fedeli. Vocazione è abitare questo territorio, dice Don Renato, mentre anticipa i temi del prossimo convegno diocesano dal titolo Chi me lo fa fare, poco ecclesiale nel linguaggio, ma che lascia intravedere la voglia di dare nuova anima ai nostri territori. Insieme, sottolinea il vescovo di Belluno Feltre, per un confronto leale, sincero e coraggioso. Questo ha senso se lavoriamo insieme e penso che sia nell'esperienza di ognuno di noi che nel momento in cui prendiamo il sentiero, per usare l'immagine legata al nostro territorio, per conto tuo rischi molto. Tema centrale della 2 giorni a Colcumano il 14 e 15 settembre il collegamento tra partecipazione e impegno, partendo dal contesto sociale in cui stiamo vivendo per comprendere meglio come la partecipazione può portare a una crescita democratica, consapevole e sostenibile. Non possiamo delegare a nessuno. Molto di questa attività di impegno solitamente si svolge nei corpi intermedi. Ultimamente i corpi intermedi hanno un po' di crisi loro e non vengono sostenuti. Dobbiamo invece riscoprire tutto questo per ritrovare il nostro ruolo e il nostro impegno.